Importante incontro a Codigoro, organizzato da produttori sementi polesani, Syngenta e Agrinutrition, per far conoscere nuovi prodotti, ma soprattutto per parlare del progetto Carta del Mulino del gruppo Barilla. Ai nostri microfoni Arnaldo Bovolenta, CEO di Produttori Sementi Polesani, che ci spiega appunto il progetto. Barilla ha presentato a livello nazionale europeo, ha presentato questo progetto Carta del Mulino Bianco. Tra l'altro ci sono 10 regole di base in particolar modo, in cui una tra le regole fondamentali e che riguarda anche l'aspetto ambientale è che chi fa un contratto con Barilla deve destinare il 3% della superficie di contratto di grano fatto con Barilla, il 3% della superficie che deve essere destinata a fiori. Perché questo? Perché gli insetti utili vanno a rifugiarsi in queste aree praticamente destinate e praticamente c'è una salvaguardia dell'ambiente e della natura. Non solo, determinati prodotti antiparassitari vengono proibiti da Barilla, in quanto andiamo praticamente a ridurre anche questo apporto. Prodotti quali per esempio il glifosato, Barilla lo esclude dal disciplinare, ma non solo i neonicotinoidi, tutte le conce e tutti i prodotti a base di neonicotinoide sono vietati espressamente da questo disciplinare. Io credo fondamentalmente a questo progetto, in quanto oltre che salvaguardare l'ambiente apporterà dei benefici alla nostra azienda agricola. Quindi i vantaggi per l'agricoltore quali saranno? Innanzitutto finalmente una grossa agroindustria nazionale quale è Barilla praticamente ci chiede il prodotto, chiede un prodotto made in Italy. Basti pensare, per esempio, questa mattina ho visto sulla tavola, e prendo a proposito, mia moglie ha comprato un biscotto che si chiama Buon Grano. Ecco, questo è un grano fatto che segue questo progetto in particolar modo, e in questo grano oltre ad essere fatto con un'agricoltura sostenibile, come viene rimarcato, è un grano in cui la farina per la produzione proviene dal 75% delle nostre aziende agricole, quindi è un prodotto quasi prettamente made in Italy, e questo, me lo lasci dire, è un aspetto importante per le nostre aziende agricole. Finalmente un'agroindustria italiana fa valere il nostro made in Italy. Quindi perché Produttori Sementi Polesani, che appunto sta rappresentando, è in prima linea per questo progetto, per seguire questi protocolli? Allora, intanto Produttori Sementi Polesani crede tantissimo in questo progetto, nel vero senso della parola. Noi stiamo stimolando tutte le aziende agricole che collaborano con noi, ma non solo, ma anche gruppi cooperativistici e strutture private, a seguire questo progetto. E in più, qual è il vantaggio per la Produttori Sementi Polesani? Noi abbiamo inserito in questo progetto 3 grani che hanno delle caratteristiche particolari, tra cui Sorial, Sontuoso e Baguda il prossimo anno, i quali hanno delle caratteristiche particolari che riescono a produrre farine importanti per la Barilla. Un'altra cosa, attenti che questo progetto, oltre che essere importante per l'ambiente, per l'azienda agricola, sarà molto importante anche per il consumatore, in quanto in queste scatole di biscotti ci sarà un grano tracciato, un grano sicuro, un grano che verrà, come dicevo prima, verrà riscontrato nelle aziende agricole e controllato da organi esterni quale RINA.